sempre. Il tornado ha distrutto la mia attività e dopo oltre 2 anni e mezzo aspetto ancora 15.000 euro dal comune. L'appello di un'imprenditrice di Mira alle istituzioni. Percorsi differenziati per turisti a seconda della nazionalità per variare le destinazioni ed evitare il congestionamento delle calli. In partenza il progetto pilota dedicato ai cinesi. Vanno identificati i numeri di turisti sostenibili per la città, l'idea del governatore Luca Zaia che però precisa no ad un numero chiuso ghettizzante per soli ricchi. Violenza e criminalità nascono anche dalle errate politiche abitative degli ultimi decenni, ne è convinta l'amministrazione comunale di Venezia che annuncia un nuovo giro di vite contro gli abusivi. Progetto Mose Porto di Venezia, allo studio un progetto per aggirare le criticità, ne ha parlato ieri sera a 20:10 il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. Attraversamento pedonale pericoloso all'incrocio tra via Palazzo e via Torre Belfredo a Mestre, un cittadino chiede al comune di intervenire al più presto. Domenica al Palasport Tagliercio l'Umana Reyer sfiderà Varese, un avversario che secondo coach del Raffaele nella classifica non occupa il posto che dovrebbe. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, questi titoli l'avete sentito in primo piano, l'appello alle istituzioni di un'imprenditrice di Mira che a distanza di 2 anni e mezzo non ha ancora visto il risarcimento economico dopo il passaggio del terribile tornado lungo la riviera del Brenta. Sarà impossibile dimenticare quell'8 luglio 2015 quando il tornado colpì con violenza la riviera del Brenta. Attimi eterni che hanno creato profonde ferite e che a distanza di pochi anni bruciano ancora, soprattutto per chi è stato colpito anche nella propria attività, come Katia, che in pochi secondi ha visto volare via i sacrifici di una vita, la fioreria di famiglia a Mira, e che ad oggi aspetta ancora un aiuto. Noi come soldi ricevuti fino adesso abbiamo ricevuto 4.200 euro, poco più dal comune e basta, non abbiamo ricevuto niente altro. Ci avevano promesso altri 15.500 euro che però stanno avendo difficoltà a darceli perché noi non abbiamo fatture di ricostruzione per tutto l'intero ammontare del nostro danno, che è di 1,5 milioni di euro. Come è successo per molte delle persone che hanno subito danni, a creare maggiori difficoltà ancora una volta la burocrazia. Il comune vuole tutte le fatture di ricostruzione per l'ammontare del danno che io ho avuto e tutte pagate. Io comunque non sono riuscita a riparare tutto il mio danno perché ho riparato lo stabile, ho ricominciato a prendere un po' di materiale che ho perso, ma ricostituire tutti i 40.000 metri di vivaio che sono stati distrutti io non ho la possibilità. Sembra proprio una presa in giro. Poi la regione per noi, per le aziende, è stata completamente assente. C'è lo Stato che ci ha promesso comunque l'80% dell'importo delle fatture che noi riusciamo a portare, sempre pagate, però alla fine per il momento non abbiamo ancora visto una lira. La vita però va avanti e ogni giorno è sempre più difficile nonostante il vivaio sia stato rimesso in piedi. E ci siamo fatti un mutuo nuovo, abbiamo 1.300 euro al mese da pagare per 20 anni e stiamo facendo anche tanta fatica a pagare la rata mensile sinceramente. E facciamo fatica ad andare avanti. Con questo lavoro dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagarci da mangiare. Katia lancia un appello, l'ennesimo. Quantomeno che le istituzioni si facciano avanti, si facciano sentire, ci diano una mano, alla fine insomma credo che ne abbiamo il diritto anche noi. Ci spostiamo in centro storico a Venezia per parlare di turismo perché è al vaglio un progetto che prevede percorsi differenziati per turisti a seconda della loro nazionalità, questo per differenziare le destinazioni e anche per evitare il congestionamento delle calli. Si partirà con i percorsi dedicati ai cittadini cinesi.
Per evitare la congestione chiaramente in città stiamo studiando di concerto con il polo universitario, con Ca' Foscari e i musei civici degli itinerari che rovescino la visione, cioè degli itinerari che siano mirati a conoscere la provenienza geografica e culturale di chi ci viene a visitare, cominceremo dai cinesi, per fare in modo che vadano a vedere ciò che gli ricorda la loro cultura nella nostra città. La soluzione dovrebbe consentire di diluire le presenze nelle zone tradizionalmente più congestionate della città, dirottando parte dei visitatori verso destinazioni che non siano le stesse per tutti. Il progetto pilota, allo studio con gli esperti di Ca' Foscari, sarà rivolto ai cinesi, attualmente la quinta nazionalità per presenze turistiche a Venezia, ma con un trend di crescita vertiginoso. La loro destinazione preferita in Europa è la Francia, ma nell'ultimo anno le preoccupazioni per la sicurezza e il timore di attentati hanno contribuito a spostare i flussi verso l'Italia, visitata nel 2017 da 1,4 milioni di cinesi. La maggior parte di loro ha passato almeno una giornata a Venezia. Lo studio di un'offerta differenziata partirà dalle loro richieste più frequenti. Ad esempio loro cercano la casa di Marco Polo, cosa che gli altri turisti non fanno. Poi lavoreremo molto sul concetto della via della seta, quindi la seta, quindi i musei ad esempio possono essere coinvolti, il Correr con il mappamondo di Fra Mauro, l'Archivio di Stato con il testamento e la Biblioteca Marciana con il testamento di Marco Polo e della figlia Fantina, e possiamo anche ragionare tranquillamente sul Museo Mocenigo, quindi tutto quello che per loro è un ritrovare a Venezia la loro cultura. E sul problema del congestionamento di turisti in centro storico è intervenuto anche il presidente del Veneto Luca Zaia. Io resto sempre convinto che l'area marciana e comunque Venezia sia un museo a cielo aperto, come tutti i musei deve essere trattata con molta cura, cercando di far capire da un lato ai turisti che la visita di Venezia non è una visita normale di una comune città, dall'altro cercando anche di identificare i numeri sostenibili per questa città. Resto però convinto del fatto che non deve essere ghettizzante questo discorso, non si pensi di fissare un numero chiuso per premiare solo i ricchi, tutti devono poter visitare la città. Entrerà in funzione il 1° febbraio l'annunciata sperimentazione dei contapersone in piazza San Marco, in contemporanea con l'avvio delle celebrazioni del Carnevale. Un limite è necessario, riconosce anche il presidente veneto Luca Zaia. Riflettori puntati soprattutto sulla sicurezza, la stretta normativa di quest'anno imporrà un numero di spettatori limitato agli eventi principali nella piazza. La grande preoccupazione resta sempre quella degli squilibrati e del terrorismo. Penso che Venezia ha un vantaggio, pochi varchi di ingresso, ovvero Piazzale Roma, la stazione, aveva un varco acqueo volendolo valutare, e proprio su questo fronte spero, e so che l'anno scorso si è fatto un bel lavoro, che i controlli siano serrati. La cronaca con 2 incidenti stradali accaduti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro, entrambi a San Michele al Tagliamento. Il primo poco dopo le 11:30 con lo scontro tra 2 auto, 4 le persone rimaste ferite, tra loro anche 2 bambini. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto e soccorso insieme al personale del SUEM una mamma che viaggiava con i 2 figli e una signora anziana conducente dell'altra vettura. Tutti e 4 i feriti sono stati portati in ospedale alla Tisana. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso. Poco dopo alle 12 i vigili del fuoco sono intervenuti per un secondo sinistro in località Molinnuovo, sempre a San Michele al Tagliamento, per un automobilista finito nel fossato con la sua auto che si è ribaltata. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura, illeso il conducente che è riuscito a venire fuori autonomamente dalla vettura. Nel pomeriggio invece a Musile di Piave un'auto è uscita di strada e si è ribaltata, ferito anche in questo caso il conducente del mezzo. Ed ora siamo alla nostra rubrica, lo dico ad antenna. Mesi fa l'appello del signor Boscolo ai nostri microfoni per chiedere giustizia sulla morte del figlio. Oggi ci dice non è cambiato nulla. Era il 1992, un pomeriggio d'ottobre, quando il barchino su cui si trovavano i figli gemelli di 14 anni di Giampaolo Boscolo, appena sceso per andare al lavoro, è stato speronato al Lido di Venezia. Luca morì. Il caso sollevò clamore, finendo sulle prime pagine dei quotidiani locali, e iniziò un iter processuale infinito. Lo scorso luglio il signor Boscolo lanciava un appello ai nostri microfoni. In questi mesi si è rivolto alla procura presentando una perizia. La perizia il movente di come che è andato le cose. Questa è la perizia, cioè come? Che la barca sua è andata sopra ai ragazzi. Ma la risposta è stata negativa. Io voglio una risposta da questa procura, perché questa procura per me ha paura. Questa è la seconda
cosa, la seconda diciamo che mi mandano, questa sempre uguale, e allora io faccio così, e loro così e così. Io voglio una risposta dalla procura, ma una risposta, una risposta, perché io voglio giustizia. Il signor Boscolo continua a sottolineare il fatto che l'altro figlio, che era sulla barca, non sia stato mai interrogato sui fatti. Poi c'è mio figlio, che era a bordo del barchino insieme con suo fratello, che è il testimone oculare e non è mai stato chiamato. Non è mai stato chiamato. Io non so perché. Non mollerò mai. Voglio giustizia. Devono darmi anche una risposta, non un foglio di carta così che non c'è nulla. No, io voglio risposta, una risposta equa. Se anche voi avete una segnalazione da fare alla nostra rubrica, lo dico d'antenna, potete farlo inviando un sms o WhatsApp al 351 17 55 340, scrivendo una mail a redazione@antenna3.it o ancora lasciando un messaggio alla segreteria telefonica. Il numero è lo 0422 02 30 898. Violenza e criminalità nascono anche dalle errate politiche abitative degli ultimi decenni. Ne è convinta l'amministrazione comunale di Venezia, che ha annunciato un nuovo giro di vite contro gli abusivi. Il Comune di Venezia intensificherà i controlli sulle occupazioni abusive di alloggi sia in laguna che in terraferma e chi non è in regola sarà messo alla porta. Lo promette Luigi Brugnaro in relazione ai recenti episodi di criminalità legati a situazioni illegali sedimentatesi da tempo. Tutti sapevano che Ciro Esposito, l'assassino di Ivano Gritti, andava denunciato, sostiene il sindaco. Non consentiremo che si continuino a occupare abusivamente case e spazi pubblici. L'intervento che stiamo facendo è un intervento di ripristino della legalità, di censimento degli alloggi, di sfratti se vanno fatti, anche utilizzando la forza pubblica e anche in presenza di minori, riuscendo a salvare poi i minori con i percorsi di inserimento in comunità, perché più delle volte ci sono dei fenomeni che non possono essere tollerati, ma soprattutto stiamo chiedendo una collaborazione. C'è un tavolo in prefettura aperto, grazie al prefetto, che appunto affronterà il tema delle occupazioni abusive. Stiamo scontando un ventennio in cui l'edilizia popolare era diventata il rifugio di tutti i peccatori, sostiene l'assessore comunale al sociale Simone Venturini. Abbiamo creato interi ghetti che hanno generato disagio non solo abitativo ma anche educativo. In futuro non dovrà più succedere. Contiamo su una maggior collaborazione da parte dell'Ater e l'impegno dell'amministrazione è quanto più possibile far sì che tutte le nuove assegnazioni non siano rivolte solo a edilizia popolare di bassissimo livello, ma siano rivolte a social housing per un mix sociale, perché i quartieri solo di disagio abitativo si traducono poi in ghetti, in banlieue, in periferie non governabili. Su questo questa amministrazione sta risanando 20 anni di assenza sui temi della legalità nelle politiche della residenza. Ieri ospite di 20 e 10 il presidente dell'autorità portuale di Venezia Pino Musolino, tanti temi affrontati tra cui le criticità al porto di Venezia causate dal progetto del Mose. Assieme al provveditorato alle opere pubbliche, che è l'ex magistrato alle acque, noi già da parecchi mesi stiamo lavorando con dei gruppi tecnici proprio per studiare e verificare tutte le possibili interferenze, tutte le possibili criticità e soprattutto di trovare il sistema tecnico-ingegneristico per ovviare a queste criticità. Io, se posso dire in maniera un po' egoistica, meno male che abbiamo un po' più di tempo, perché con un po' più di tempo saremo in grado di fare un lavoro molto migliore, molto più accurato, che permetterà al Mose di funzionare e quindi alla città di Venezia di non essere finalmente più allagata e al porto di funzionare. Rischiate di dover trovare una nuova via d'accesso, vie nuove d'accesso? No, assolutamente. Il lavoro, ribadisco, se è un lavoro fatto bene, scientifico come quello che stiamo facendo adesso con appunto il POPP, è un lavoro ingegneristico, gestionale. Mi faccia capire cosa vuol dire. Se ci sono sulle paratoie che si fa una programmazione di un certo tipo, si fa un lavoro di un certo tipo con uno sistema di previsione dell'innalzamento delle paratoie di un certo tipo, si può fare una comunicazione alle navi in arrivo o in partenza anticipando o posticipando la movimentazione della nave a dopo o prima il momento dell'innalzamento delle paratoie, quindi si evita che il momento della paratoia rappresenti una criticità. Ci fermiamo, pochi minuti di pubblicità e poi torniamo con altre notizie da Venezia e provincia. Restate lì.
Rieccoci in diretta con le notizie dal veneziano. La politica, alcune vecchie conoscenze della politica veneziana hanno unito le loro forze per presentarsi il 4 marzo alle elezioni sotto la bandiera di Civica Popolare. Se guardiamo al passato abbiamo storie diverse, ma adesso il mondo è cambiato, il nostro progetto è sempre quello, all'interno di un'area di centrosinistra moderata, costruire un percorso che dia prospettiva alla gente. A guidare le liste di Civica Popolare, il movimento del ministro Beatrice Lorenzini, in Veneto sono esponenti politici di lungo corso come Mario Dalla Torre, già vicepresidente della provincia con Forza Italia, l'ex sindaco centrista di Venezia Ugo Bergamo, il segretario veneto dell'Italia dei Valori Antonino Pipitone. Le differenze del passato ormai non contano più. Ci unisce la voglia di portare in Parlamento il buon senso, le non facili promesse, di continuare con il grande lavoro che è stato fatto in questi 5 anni di un paese che aveva il PIL meno 2,6% e che oggi chiude a più 1,5%. La lista si presenterà in coalizione con il PD, ma lo sguardo è già dopo le elezioni, nel caso alquanto probabile che dalle urne non esca una maggioranza definita. Porta aperta dunque al dialogo con Forza Italia e con i moderati del centrodestra. Forza Italia appartiene alla famiglia dei popolari europei, cui apparteniamo anche noi, quindi la collaborazione è scontata ed è nel DNA comune, credo. L'importante è capire i limiti e i confini di questa collaborazione, perché, ripeto, con forze lepeniste, populiste o sovraniste noi non abbiamo assolutamente possibilità di dialogo e di collaborazione. Ci spostiamo a Mestre per la segnalazione di un residente in merito all'attraversamento pedonale di via Palazzo. Vediamo di che cosa si tratta. Ci sono 2 accessi pedonali, alla sinistra e alla destra appunto di questa curva dove si intersecano l'autobus, che sono quegli autobus molto molto lunghi, ma praticamente i pedoni attraversano in diagonale, cioè proprio in curva, non usufruendo delle strisce pedonali. Le strisce ci sono, ma evidentemente nel posto sbagliato, almeno secondo un residente che quotidianamente vede i pedoni attraversare nell'intersezione tra via Palazzo e via Torre Belfredo, in corrispondenza della curva su cui si affaccia il municipio. Secondo Rigamonti la soluzione sarebbe semplice. Chiudendo appunto quella curva lì e magari mettendo delle altre transenne e far veicolare i pedoni usufruendo delle strisce pedonali, perché qui se succede qualcosa e più di qualche volta qualche automobile ha dovuto inchiodare perché si trovano i pedoni in mezzo alla strada, o anche mamme con le carrozzine attraversano in diagonale ed è molto pericoloso, insomma. Ma i problemi proseguono, basta infatti percorrere qualche metro e... Ci sono degli alberi molto ad alto fusto e le radici praticamente sono collassate, hanno proprio alzato tutto l'asfalto. Lì se passa una persona anziana, un bambino, una signora magari in gravidanza, cioè non vede queste rientranti, questi dossi, e lì veramente c'è un problema veramente molto pesante. L'amministrazione, cioè moltamente l'amministrazione vecchia, ha messo un cartello con scritto radici affioranti, ma se passa una signora anziana che magari è un po' sorda, la vista è quello che è, deve guardare un attimo i scalini e tutto quanto, cioè veramente è un problema. L'amministrazione prenderà in considerazione questi suggerimenti? Ecco, proprio di fronte alla torre c'è un altro attraversamento pedonale che però è molto poco visibile, cioè chi entra in piazza Ferreto o esce da piazza Ferreto praticamente non si accorgono che non è tutta isola pedonale, ma lì si interseca via San Rocco, che è una via che non è tantissimo frequentata, però insomma gli autobus ci passano, i veicoli anche, e anche lì bisognerebbe mettere una segnaletica o perlomeno un dissuasore che indichi bene il passaggio pedonale, oppure un passaggio pedonale a richiesta. Siamo allo sport basket, l'Umana Reyer si prepara alla partita casalinga contro Varese, l'analisi del coach Orogranata De Raffaele. Tocca a Varese. Domenica al Palasport a Liercio l'Umana Reyer dovrà sfidare un avversario che secondo De Raffaele nella classifica non occupa il posto che dovrebbe. Incontriamo Varese che è una squadra
che secondo me, al contrario della classifica, del posto classifica che occupa rispetto al gioco espresso e anche quanto le partite che hanno disputato con tante perse nell'ultimo minuto, nell'ultimo quarto, vedi l'ultima per esempio contro Torino, ha una classifica secondo me bugiarda, nel senso che forse avrebbe meritato qualcosa di più. Una squadra che gioca con grande ardore, con grande temperamento, che non molla mai, con giocatori che si stanno mettendo in mostra per questo campionato. Un match casalingo che gli orogranata affronteranno nell'ottica dell'emergenza che ormai è diventata l'abitudine, sottolinea De Raffaele. Per quanto si sta cercando un nuovo equilibrio con l'assenza di Orlik, rientrerà Jenkins, però è un continuo adattarsi. Penso che sarà una partita dura, una partita comunque atleticamente molto dura, perché Varese è squadra che gioca con molto corpo in tutti i contatti, in tutti gli uno contro uno, sia che per quanto riguarda i piccoli che per quanto riguarda i lunghi. Sarà importante impattare a livello fisico questo match per questa intensità, cercando di avere il controllo dei rimbalzi, perché comunque Varese è una squadra che ha molta propensione al rimbalzo offensivo, ripeto, sia con le guardie che con i piccoli. È tutto, ora le previsioni meteo. Grazie per aver scelto l'informazione di Antenna 3, buona serata. Ci attende una domenica caratterizzata dal sole, bel tempo dunque sulle nostre regioni. Andiamo meglio nel dettaglio della giornata del 21 gennaio. Sul Veneto tempo asciutto e stabile su tutti i settori della nostra regione. Sarà infatti una bella giornata all'insegna dell'ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Vediamo insieme anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra -2 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole, il cielo si presenterà sereno praticamente su tutti i settori o al massimo velato. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi oscillanti tra -1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bellissima giornata di sole, il cielo si presenterà in prevalenza sereno sulla nostra regione o al massimo poco nuvoloso. Deboli nevicate anche a bassa quota sui settori alpini di confine. Temperature massime tra 10 e 11 gradi, minime sotto zero tra -4 e -1 grado. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.